Quest'oggi abbiamo voluto avere qui presente il Calcio a Padova perché la promozione in Serie B rappresenta un volano sicuramente per la città, per la provincia, non solo in termini di conoscibilità, dal punto di vista turistico, dal punto di vista enogastronomico, ma anche dal punto di vista economico, perché sicuramente un salto di qualità per quello che riguarda anche i prossimi anni. Pensiamo alle partite che si giocheranno nel prossimo campionato, alle tifoserie che verranno a Padova, in un ambiente sicuramente una delle città più belle del nostro paese, una città che ricordiamo ha 2 riconoscimenti UNESCO, uno ne ha la provincia con il riconoscimento Bambu UNESCO ai Colli Ugani, quindi sicuramente tutto questo farà fare un salto di qualità oltre che alla squadra e alla società anche alla città di Padova. Per la città di Padova quanto è importante questo salto di categoria tanto atteso? Beh, tantissimo, tantissimo, non vuol dire solo calcio, vuol dire indotto, vuol dire passione, vuol dire turismo, vuol dire cultura, vuol dire portare Padova ancora di più alla ribalta nazionale e di questo ovviamente siamo orgogliosi, ringraziamo la società, ringraziamo i ragazzi, l'allenatore, tutti gli artefici di questa meravigliosa cavalcata vincente. Padova è pronta per affrontare la Serie B, Padova deve fare ancora di più squadra perché è giusto che da tutta la gente di Prato della Valle della sera della promozione rinasca una voglia, una passione che negli ultimi anni si era leggermente spenta. Ognuno con le proprie competenze deve fare il suo. Non posso non chiederle se verranno fatti i lavori per rendere lo Stadio Euganeo in regola per la Serie B e poi la tanto agognata curva. Quando parlavo di competenze parlavo proprio di questo, parlavo di l'amministrazione comunale in particolare si è impegnata per migliorare lo stadio, per costruire una curva nuova, sappiamo tutte le problematiche che ci sono state, però adesso finalmente i lavori sono ripresi, chi va allo stadio adesso vede una ditta che lavora, vede il cantiere aperto, vede che ogni giorno va su qualcosa, quindi siamo felici, siamo contenti, ci è voluto tanto tempo ma io sono fiducioso per natura, dobbiamo guardare veramente con ottimismo al futuro. Per il resto l'Euganeo stiamo implementando il sistema di illuminazione, non ha grossi problemi per affrontare la Serie B e quindi siamo tranquilli da quel punto di vista. Credo che il calcio, volenti o nolenti, sia uno sport che traina il marketing di una città, traina la visibilità di una città, quindi credo che ritornare in palcoscenici di importanza nazionale e anche internazionali come sono la Serie A e la Serie B dà un valore aggiunto a Padova, quindi questa impresa in una sfida bellissima fino all'ultimo con il Vicenza credo che abbia riportato già dalle ultime partite un calore che mancava da tanto tempo. Lei è stato un presidente di campo, nel senso che ha vissuto quasi tutte le partite dalla panchina. Che emozioni ha provato? Beh, io sono prima di tutto uno sportivo perché ho vissuto tanto lo sport agonistico in passato e quindi quando sono ritornato al Calcio Padova da presidente non ho avuto dubbi sullo stare in panchina. Poi chiaramente all'inizio, siccome non voglio essere invasivo con lo staff tecnico, non sapevo se sarei stato gradito in panchina, quando ho capito che lo ero è venuta da sé. È stato davvero il più bel lieto fine di una cavalcata che appunto per me non è iniziata solo quest'anno, ci sono stati tanti anni di duro lavoro, di momenti in cui sembrava tutto perduto, in momenti in cui anche se magari arrivavamo secondi con il record di punti sembrava che avessimo fatto dei disastri, quindi sono davvero contenta che quest'anno tutti i nostri sforzi, anche degli anni precedenti, siano stati coronati. Quando Urgulian ha preso in mano la direzione della società 6 anni fa aveva indicato 3 vie: investimenti e lavoro sulla prima squadra, e qui i risultati sono stati finalmente raggiunti, sul settore giovanile, e anche qui i risultati sono stati raggiunti a maggior ragione con la valorizzazione di tanti elementi che poi sono giunti in prima squadra, ma lui aveva parlato anche di investimenti in infrastrutture. Adesso le chiedo, con la promozione in B si può aprire anche questo fronte?
Beh, adesso direi vediamo, nel senso che chiaramente il fronte infrastrutturale è quello più lungo e complicato, in più i 3 anni sono diventati 6 e quindi con risorse davvero molto significative investite. Io penso che noi abbiamo cercato di dare sempre il meglio in tutto quello che abbiamo fatto e così faremo da qua in avanti. Credo che ogni esperienza professionale non ti lascia qualcosa. Un aspetto secondo me bellissimo che mi porto dietro da quest'anno è il fatto non tanto delle tante vittorie che abbiamo fatto, sulle quali è facile essere felici, essere molto contenti, ma quell'aspetto di non aver mollato nelle difficoltà iniziali, e quindi non solo iniziali quando poi all'inizio c'era un po' di diffidenza, ma anche nella seconda parte di stagione quando c'è stato quel mini calo, quella mini flessione. Credo che quella lucidità di avere comunque credere nei propri mezzi e sapere che rimanendo uniti, gruppo, squadra, società, anche i tifosi stessi, credo sia uno degli aspetti più belli che mi porto dietro, ovvero rimanere uniti nelle difficoltà. Al di là dell'obiettivo finale credo che sia un passaggio senza la quale non si possa andare avanti, credo che sia fondamentale che questa vittoria non rimanga fine a se stessa, ma sia un punto di partenza non solo per gli obiettivi sportivi ma soprattutto per gli obiettivi di unione, di unità di intenti, quindi è una cosa su cui ci ho spesso chiacchierato e non spesso analizzato e credo che sia qualcosa da cui ripartire. È chiaro che quando poi c'è unità di intenti, la dimostrazione anche di quest'anno, ogni obiettivo poi diventa raggiungibile, senza di quello anche l'obiettivo più semplice può diventare irraggiungibile. Al primo giorno di allenamento so che lei ha detto ai ragazzi, ha fatto un discorso motivazionale, dovete lavorare per trovarvi agli ultimi 2 minuti della partita decisiva e trovarvi lì per raggiungere il vostro sogno. E questo poi è diventato storico perché poi quando a Lumezzana nell'ultima partita l'arbitro ha dato 2 minuti di recupero, credo che tutti del gruppo squadra abbiamo pensato a quel discorso che è stato sicuramente di buon auspicio. È stato un momento bellissimo per cui abbiamo lavorato tanti mesi e poi vederselo realizzare così all'ultima partita ci ha reso davvero ancora più orgogliosi di quello che abbiamo fatto quest'anno. È stata un'emozione incredibile, molto bello, l'abbiamo già ripetuto in varie occasioni, però riuscire a portare da un numero iniziale di 1600 e poche persone allo stadio Lugano, riuscire a portare 2000 in trasferta a Trieste e quasi 3000 a Lumezzana è stato un orgoglio per noi personalmente, perché questo fa capire che quello che abbiamo fatto, quello che è l'impegno che ci abbiamo messo, la maniera in cui affrontavamo le partite, gli allenamenti, ogni momento è stato fatto con la massima passione. Questo siamo riusciti a trasmettere ai tifosi che ci hanno seguiti fino alla fine. Io in questo momento mi sento di dire che veramente siamo stati un gruppo veramente inconiabile, ma non tanto per risultati in fine a se stesso, se non per tutto quello che abbiamo fatto durante la stagione, gli allenamenti, le fatiche, i ritiri, le partite, tutto quello che concerne alla fatica, all'impegno, alla comunione di intenti. È stata la cosa più bella da condividere quest'anno, secondo me. Io mi presento, mi chiamo Giovanni Graziani, il mio soprannome per tutti è Ciccio Graziani, ho sempre questa vestizione un po' caratteristica e porto sempre il santo alle partite. Io sono Chin, essendo cinese, quindi sono un tifoso da tanti anni, da più di 30 anni, quindi sono sempre qua. L'emozione più grande che vi ha regalato quest'anno alla squadra? Beh, sono state tante le emozioni, questo saliscendi, questi continui momenti altalenanti, e non dimentichiamo anche tutto il girone di andata fino a gennaio e febbraio, che la squadra era molto forte, molto in palla, ha vinto parecchie partite e abbiamo avuto molte soddisfazioni. Poi chiaramente avvicinandosi l'obiettivo finale la tensione aumentava, c'è stato sorpasso contro sorpasso e noi in quel momento abbiamo passato la presidenza del nostro gruppo, del nostro club Lele Pellizzaro, dal nostro presidente precedente, che vogliamo ricordarlo, Alberto Farisato, vogliamo ricordarlo simpaticamente ancora vivo, all'unico cinese presente a Padova in curva da 30 anni, che segue il Padova ovunque, anche in trasferta, ha fatto più trasferte di me.